Siamo allo stadio comunale Collura di Porto Empedocle. Oggi è una giornata importante perché c'è l'omologazione definitiva dalla parte della LND Servizi di Roma, che sono arrivati questa mattina. È con noi il presidente della Consulta dello Sport, Carmelo Di Betta, che oggi è voluto essere presente per dare questa ulteriore benedizione a questa struttura. Sì, oggi è la giornata positiva per quanto riguarda l'omologazione dello stadio. Ci sono gli ingegneri e gli architetti dell'ND di Roma e in questo momento sono, per quanto riguarda, impegnati al lavoro presso lo stadio qua Vincenzo Collura, come vedete, per dare il parere, spero, positivo in questa giornata. Sono contento perché dopo tanti anni di sacrifici, diciamo, siamo al punto che dobbiamo quello che si aspetta a tutti i tifosi di Anata, che aspettano tanto tempo. Poi per quanto riguarda diciamo, lo stadio, noi faremo di tutto per il discorso del muro che già l'architetto Cutaia già si sta dando da fare, l'assessore proposto Marzia Filippazzo allo sport si sta dando pure da fare, il sindaco e il nostro appoggio per il tutto e mi auguro che tutto vada a buon fine.